Dottor Passera, l'Italia è un po' un fanalino di coda per tutti gli investitori esteri. Per quale motivo? L'Italia ha attirato in passato tanti investimenti, sicuramente adesso non è tra i paesi che attira di più, anche perché altri stanno crescendo molto di più di noi e questo vale per i paesi in via di sviluppo. Però ci sono delle ragioni specifiche e gli investitori di tutto il mondo ce l'hanno chiarito molto bene. E uno potrebbe pensare che è il problema del costo del lavoro, certo c'è anche quello, ma non è la cosa principale. La ragione principale dei non investimenti è la difficoltà di interlocuzione che gli investitori internazionali hanno soprattutto con le amministrazioni locali. Non sanno quali sono le regole, non sanno chi deve dar loro le risposte, non sanno quando le risposte arriveranno, non sanno se poi le regole verranno mantenute nel tempo. Un'altra ragione che viene spesso addotta dagli investitori più attivi in altri paesi è quella della giustizia, troppo lenta, inefficace e che quindi non dà loro certezze. E quindi questi aspetti, uniti a quelli che sono validi anche per le aziende italiane come limiti di competitività, hanno un po' tenuto indietro gli investimenti. Questo detto, negli ultimi 12-18 mesi abbiamo visto una serie di investimenti molto importanti in Italia, sia nel mondo della meccanica, l'avio, sia nel mondo della moda, di varie aziende acquistate, sia nel mondo del turismo. Quindi vedo i problemi che devono essere risolti, ma anche una serie di buoni segnali di crescente interessamento. Nel nostro paese ci sono anche molte difficoltà ad attuare le riforme. Perché secondo lei? Perché la politica manca a due suoi doveri, il primo di fare cose semplici e comprensibili e poi ha il dovere fondamentale che è quello di realizzare le cose dopo averle annunciate e anche trasformate in legge. Ecco, questo per l'esperienza che ho potuto vedere in questi 2 anni è una delle aree dove dobbiamo dimostrare che la politica ha imparato la lezione e cambia marcia. Lei è stato impegnato in politica. Cosa ricorda di positivo di questa esperienza? Veramente tanto, un gruppo di persone straordinarie con le quali siamo riusciti contro tutto e contro tutti a fare riforme fondamentali come quelle delle start-up, dell'energia, del rilancio delle infrastrutture, piuttosto che la liberalizzazione del mercato del credito. Insomma, io mi sono convinto in questi mesi ancora di più di prima che si può. Mi ero già convinto ai tempi delle poste che la pubblica amministrazione può essere una grande risorsa, adesso ne sono ancora più convinto.